Buonasera da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. Dramma a San Gregorio nel Catanese, imprenditore spara durante una festa di compleanno e uccide il figlio di 23 anni, intervenuto per fermarlo, ferito anche un amico della vittima, danneggiata l'ambulanza intervenuta sul posto. E caccia ai complici del giovane accusato della strage di Monreale, perquisizioni e ricerche nei quartieri Borgo Nuovo e Zen 2 di Palermo. Nel suo profilo TikTok, le serate con gli amici, la box e la pistola in tasca. A Palermo, studentessa spagnola violentata per strada mentre rientrava a casa dopo una festa sabato notte, è stato arrestato il responsabile. Caltanissetta avrebbe riferito notizie riservate all'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, indagato Michele Prestipino, procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia. In manette un altro dei fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro, l'avvocato Antonio Messina, detto Sulimano, gestiva gli affari del boss, ma doveva essere punito per un presunto tradimento. Disagi nella erogazione idrica e l'effetto del Mare Rosso a Sant'Alessio, tutto legato ad un guasto alla condotta dell'acquedotto del Fiume Freddo. Per il calcio avvia la prevendita dei biglietti per Catania Giuliano, di domenica al Massimino. Per la gara tutti a disposizione di Toscano. Ancora una buona serata e vediamo subito la notizia di apertura di questo telegiornale. Follia a San Gregorio, un imprenditore ha sparato durante una festa di compleanno, ha ucciso il figlio che era intervenuto per fermarlo, ferito anche un amico della vittima, il sindaco Sgroi. Siamo sconvolti, sentiamo il servizio di Tonino De Mana. Un'atmosfera gioiosa, quella di una festa di compleanno sfociata in tragedia. A perdere la vita un 23enne Carlo Laverde, studente universitario iscritto alla facoltà di economia e impresa a Catania con la passione per il padel. Ad ucciderlo il padre, un imprenditore di 62 anni accusato adesso di omicidio volontario. Il tragico epilogo si è consumato intorno alle 23:30 nel corso di una lite scoppiata in una villa di via Bellini 45 a San Gregorio. Durante la serata, organizzata in una struttura utilizzata per eventi privati, il gestore della sala non avrebbe gradito l'atteggiamento di alcuni invitati e nel tentativo di riportare la calma ha esploso alcuni colpi di pistola a scopo intimidatorio. È a quel punto che il figlio sarebbe intervenuto insieme ad altri per fermare il padre, che nel parapiglia ha esploso altri colpi di pistola, uno dei quali ha raggiunto mortalmente il 23enne. L'altro proiettile ha ferito alla caviglia un 31enne che è stato trasportato all'ospedale Canizzaro, da dove poi è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gravina ed i militari della sezione investigazioni scientifiche che hanno effettuato i rilievi del caso. Poca voglia di parlare e tanto sgomento per una famiglia particolarmente conosciuta a San Gregorio. Dispiace tanto a tutta la comunità sangregorese, ci stringiamo in questo dolore. Ecco. L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Rocco Liguori del pool di magistrati diretto dall'aggiunto Fabio Scavone, che hanno sentito gran parte dei partecipanti alla festa, tragicamente conclusa in un bagno di sangue. Monreale e San Gregorio, ancora aggressioni nei confronti dei soccorritori, con danni alle ambulanze. Il presidente del 118 Castro, basta violenza. Non è cambiato nulla in quello che è il nostro approccio, quindi certamente una spiegazione non riesco a darvi. Non si dà pace il presidente della Seus 118 Riccardo Castro dopo l'ennesima aggressione al personale sanitario con conseguente danneggiamento del mezzo di soccorso. L'ambulanza che vedete con il lunotto in frantumi era andata in via Bellini 45 a San Gregorio, dove si è consumato il dramma della famiglia Laverde. Vetri rotti, qualche ammaccatura e tanta indignazione, specie se si tratta di episodi che si ripetono in tutta la loro drammaticità. Dopo Monreale e San Gregorio, segno evidente che qualcosa alla voce sicurezza non funziona. Si è creato veramente un fenomeno che nel tempo sta, devo dire, in maniera anche costante, incrementandosi. Missioni di soccorso e rischi enormi, da qui l'appello. Il nostro è chiaramente un appello anche rivolto a tutta la popolazione affinché si capisca davvero quello che è il ruolo di questi angeli del soccorso, perché io lo dico sempre, ma è così, sono ragazzi deputati davvero a soccorrere la nostra comunità, chi ha bisogno. Per il 1° maggio, dalle 9 alle 12, in tutta la Sicilia, è stato annunciato uno sciopero simbolico di 3 ore con l'applicazione di un adesivo nei mezzi di soccorso in segno di rispetto e gratitudine per il lavoro che gli operatori svolgono ogni giorno con coraggio e dedizione.
E adesso torniamo alla strage di Monreale, caccia ai complici di Calvaruso, il giovane che è accusato per l'appunto di aver ucciso altri 3 giovanissimi. Perquisizioni e ricerche nei quartieri Borgo Nuovo e Zen 2 a Palermo, il servizio di Adelaide Barbagallo. Accusato di strage Salvatore Calvaruso la sera dell'inaudita violenza che ha portato alla morte di 3 giovani e il ferimento di altri 2 non era solo. Dallo Zen di Palermo e dal quartiere Borgo Nuovo era partito con almeno altri 4 ragazzi. 2 sono stati già individuati e sono sotto torchio, ma gli inquirenti stanno dando la caccia a tutti i complici del 19enne. L'asfalto macchiato di sangue, le cui immagini sono sui social, ci raccontano la mattanza che poteva uccidere anche altre persone. Un centinaio erano presenti in strada. A sparare sarebbero stati almeno in 2. Nelle prossime ore l'incarico per l'autopsia sul corpo delle vittime. Un altro video mostra l'inizio della rissa, scoppiata pare per il rimprovero di alcuni ragazzi di Monreale ai coetanei di Palermo per il loro modo di guidare la moto. Perquisizioni a tappeto vengono svolte nei quartieri di Borgo Nuovo e Zen 2 per risalire ai complici e cercare le armi utilizzate. 20 colpi esplosi ad altezza d'uomo. Subito dopo aver ammazzato Calvaruso era fuggito allo Zen 2. Ho fatto un macello, ha confidato all'amico che gli aveva prestato la moto. È successo il finimondo, ha detto, per poi dargli un ordine perentorio. Adesso vai dai carabinieri e denunci che ti hanno rubato la moto. Ma il cerchio su di lui si era già chiuso. Stasera a Monreale una fiaccolata per ricordare le vittime e per gridare ancora una volta no alla violenza. E proprio su quanto accaduto a Monreale ci sono degli aggiornamenti, perché in un TikTok c'è un audio nel quale viene raccontato anche il motivo che ha scatenato poi la strage. L'audio, che è di un giovane, in quest'audio parla con un amico e racconta che sarebbe avvenuto tutto perché una delle vittime si è avvicinato verso lo scooter e avrebbe tagliato diciamo, la strada quindi per una questione stradale. Tutto questo sarebbe accaduto proprio per una questione, diciamo, di precedenza in strada. Dovrebbe essere stato quello che a bordo dello scooter avrebbe tagliato la strada, Salvatore Calvaruso, 19 anni, che è stato arrestato, come detto, per triplice omicidio. Adesso vediamo un ritratto proprio dell'assassino, vediamo chi è Salvatore Calvaruso, il killer di Monreale. Sicuro di sé, spavaldo, senza nessuna ambizione, basso di statura, occhiali, dai riflessi specchiati, baffetti curati. Salvatore Calvaruso, 19 anni compiuti il 1° febbraio, il criminale che ha spezzato le vite dei suoi coetanei, camminava con una semiautomatica in tasca. Tra i casermoni dello Zen era noto per aver fatto pugilato, praticato per anni e poi abbandonato nel 2022 per iniziare a lavorare come ragazzo delle consegne nella zona di Viale Strasburgo. Le serate con gli amici, qui lo vediamo assieme ad altri ragazzi dello Zen, foto che ovviamente è materiale per chi sta indagando sulla carneficina di Monreale. Questo il suo profilo TikTok, box, poster di Paolo Di Bala, cantanti neomelodici, fotografie di serate e di amici, alcuni perduti. Qualche precedente penale per furto, chi lo conosce lo descrive come un ragazzo dal carattere difficile, ma che comunque mai avrebbe immaginato che potesse commettere un fatto grave come quello di sabato notte. Allo Zen, come di consueto, nessuno vuole parlare dell'accaduto. Alcuni residenti ci minacciano e ci raccomandano di andare via. Contattiamo al telefono la mamma di Calvaruso. Ieri la donna aveva detto tra le lacrime di essere enormemente dispiaciuta per quanto successo, ma oggi non parla più e chiude la telefonata quando ci presentiamo. Un quartiere difficile che si chiude. Adesso è caccia ai complici e amici del 19enne. Restiamo ancora a Palermo, dove una studentessa spagnola di 22 anni è stata violentata in via a Roma la notte del 26 aprile. È stato arrestato un cittadino tunisino. La donna si trova in città perché appunto partecipa al progetto Erasmus. Aveva trascorso una serata assieme ad amici nei locali del centro storico di Palermo, poi però quando stava per tornare a casa è stata avvicinata da un cittadino tunisino ed è stata violentata. Una notte da incubo per una studentessa spagnola in Erasmus a Palermo, stuprata nei pressi di via Roma la notte del 26 aprile. La vittima, 22 anni, è stata avvicinata dal cittadino tunisino nel tratto vicino alla stazione centrale mentre tornava a casa. Dalle prime notizie sembrerebbe che la giovane fosse sola, anche perché gli amici con cui aveva trascorso
trascorso la serata abitano in altre zone della città. La ragazza ha denunciato la violenza immediatamente ai carabinieri, che hanno arrestato l'uomo accusato dello stupro. La 22enne in questi giorni è supportata anche da un'equipe di psicologi dopo il trauma. Un episodio che fa ripiombare la città a luglio del 2023, quando ad essere violentata fu una ragazza palermitana da un gruppo di 7 ragazzi. Dinamiche differenti che fanno però ancora una volta scattare l'allarme sicurezza nel capoluogo siciliano. Adesso andiamo ad Avola, nel siracusano, individuati i componenti del branco che hanno aggredito una ragazzina di colore, sono tutti giovanissimi, si valuta aggravante razziale, il servizio di Adelaide Barbagallo. Hanno agito in 5, tutti minorenni, 4 ragazzine e un ragazzo. Sono stati individuati gli autori del brutale pestaggio avvenuto ad Avola sabato scorso, vittima una ragazza di colore. Hanno un'età compresa tra i 13 e i 15 anni. Sono stati individuati grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona e ai video diffusi sui social. Durante le violenze, diversi altri giovani infatti hanno ripreso la scena con i telefonini senza intervenire, pur vedendo la vittima in grave difficoltà, fino a quando ormai a terra e colpita con calci anche alla testa è stata soccorsa da una coetanea. Il movente dell'aggressione è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno anche valutando la posizione di altri coinvolti nell'episodio. Al momento i minori maggiori di 14 anni sono indiziati di lesioni personali, non escludendosi allo Stato anche l'aggravante razziale. Anche per i soggetti con meno di 14 anni la legge non esclude però che il giudice competente formuli un giudizio di pericolosità sociale. Quella stessa sera, poco prima, c'era stata un'altra aggressione, sempre contro una coetanea. Anche in questo caso una violenza gratuita, con altri che stanno a guardare e girare video. Domani mattina un corteo si snoderà per le vie di Avola per dire no alla violenza. E adesso andiamo a Caltanissetta. Il procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, Michele Prestipino, è indagato per rivelazione di segreto d'ufficio. Avrebbe riferito, secondo l'accusa, notizie riservate all'ex capo della polizia Gianni De Gennaro. Il servizio è di Rita Cinardi. Avrebbe riferito notizie riservate sullo stato delle indagini sulle cosche calabresi e sulle infiltrazioni nelle imprese del nord all'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, ora presidente di Eurolink, il general contractor per la progettazione e la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, e a Francesco Gratteri, consulente della società per le questioni legate alla sicurezza. Con questa accusa è indagato per rivelazioni di segreto d'ufficio il procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, Michele Prestipino. La conversazione sarebbe stata intercettata nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Caltanissetta sul periodo delle stragi del 92. L'ipotesi, spiegano i PM, che nella qualità di pubblico ufficiale, essendo procuratore aggiunto presso la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo con delega al coordinamento delle sezioni 'Ndrangheta e Cosa Nostra, abbia rivelato notizie che dovevano rimanere riservate. Tale rivelazione del segreto, dicono i PM, avrebbe riguardato rilevanti particolari delle indagini in corso da parte di alcune direzioni distrettuali antimafia, anche con riferimenti all'uso delle intercettazioni. Secondo l'ipotesi accusatoria sono state rivelate notizie gravemente pregiudizievoli per le indagini di più uffici distrettuali e vi sarebbero concreti elementi per ritenere che Gratteri, anche per conto di De Gennaro, avrebbe già avvisato del corso delle stesse indagini alcuni protagonisti della vicenda. Il procuratore aggiunto, dopo aver ricevuto un avviso di garanzia, è stato convocato per un interrogatorio, ma come riferito dal suo avvocato Cesare Placanica, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il legale ha espresso infatti dubbi sia in ordine alla utilizzabilità del materiale probatorio su cui si fonda l'accusa, sia rispetto alla competenza territoriale del Tribunale di Caltanissetta. E adesso torniamo a occuparci dei fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro. L'ultimo che è stato arrestato è un avvocato, si chiama Antonio Messina, ed avrebbe gestito i suoi affari, gli affari del boss, ma doveva essere punito per un presunto tradimento. Laura Spano. Per gli investigatori del Rossi che indagano sulla rete di fiancheggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro, l'avvocato Antonio Messina, 79 anni, arrestato stamani, avrebbe fatto parte di Cosa Nostra e lui, Solimano, citato nelle lettere che il latitante si scambiava con l'amante Laura Bonafede. Quel Solimano di merda ci ha distrutti, diceva sprezzante la maestra. I due avevano progettato anche di intimidire l'avvocato ritenendo che avesse violato accordi economici. Era stata la stessa Bonafede nelle sue dichiarazioni spontanee nel corso del processo
processo che la vedeva imputata a dire che Solimano era Antonio Messina, zio del marito. A Messina il GIP ha concesso i domiciliari per l'età. L'avvocato avrebbe gestito i soldi della famiglia mafiosa di Campobello, garantendo a Messina Denaro il sostentamento economico durante la latitanza. La DDA di Palermo contesta all'avvocato l'associazione mafiosa. Non sono i primi guai giudiziari per l'avvocato, è stato condannato per traffico di droga e radiato dall'ordine professionale. Anziano massone insonne, dall'inchiesta coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido emerge anche la volontà dell'avvocato di mettere le mani su un bene confiscato alla mafia a Campobello. Messina parla con il mafioso Giovanni Vassallo spiegandogli cosa si poteva fare in quei 10.000 metri quadrati sopra la circonvallazione. Dalla conversazione emerge che Messina voleva coinvolgere nel progetto di acquisizione del terreno altre persone e richiedere il bene come entità societaria o associazione no profit e informarsi sulla cessione del bene con un non meglio indicato assessore. Ultima pagina, un guasto alla condotta dell'acquedotto del Fiumefreddo comporterà disagi a Messina nella erogazione per i prossimi giorni e quella perdita ha causato un altro effetto, il Mare Rosso a Sant'Alessio. Francesco Triolo. Il mare del Capo Sant'Alessio rosso, un fenomeno che ha catturato l'attenzione e la preoccupazione di residenti e turisti con tanti video e foto postati sui social network. Non si tratta però di nessun tipo di inquinamento, quel colore è dovuto alla rottura di una parte di condotta del Fiumefreddo che trasporta l'acqua sino a Messina. Il guasto incontrata a Terre Rosse nei pressi del Sant'Alessio Village, denominata così per la conformazione argillosa e quindi lo scaricammare dopo aver assunto quel colore. Le squadre di Amam sono al lavoro e contano di riparare in tempi brevi la rottura, ma l'azienda ha preannunciato qualche disagio nell'erogazione di acqua per le prossime ore a Messina, essendo stato chiuso il flusso per consentire i lavori. Tutto questo mentre in città è acceso il dibattito sulla potabilità dell'acqua, argomento che è arrivato in Consiglio Comunale perché dopo l'ordinanza del sindaco dello scorso 5 settembre per l'immissione nella condotta dell'acqua di 5 nuovi pozzi individuati in quel periodo in piena emergenza siccità per tutta la regione, manca ancora oggi la certificazione di idoneità alla potabilità da parte dell'ASP, l'unico ente che può rilasciarlo. Sono trascorsi 8 mesi, periodo in cui l'acqua era buona per il comune ma non ufficialmente potabile. Solo nelle ultimissime ore è arrivato un giudizio provvisorio di idoneità per uno dei 5 pozzi attivati a settembre, quello di Mili, e il PD ha presentato una mozione per chiedere ad Amam uno sconto in bolletta per i messinesi. Adesso ci fermiamo, c'è una breve sosta, fra poco le altre notizie. Siamo di nuovo insieme a Catania. Stamattina, dopo mesi di proteste, sono stati pagati 3 stipendi arretrati ai dipendenti dell'Oda, ma resta comunque la diffidenza. Il servizio di Luca Ciliberti. Da 6 mesi senza stipendio. Nel frattempo hanno trascorso il Natale, Sant'Agata e Pasqua, arrabattandosi alla meglio per non far mancare nulla alle proprie famiglie. E poi non hanno mai smesso di lavorare nell'assistenza, anche ai disabili. Nelle ultime ore, dopo settimane di manifestazioni e pressioni verso gli enti preposti, i lavoratori dell'Oda all'Opera Diocesana di Catania hanno ricevuto il pagamento di 3 mensilità. Un primo passo verso la regolarizzazione, ma resta la diffidenza. Guarda caso, non sono le 4 mensilità promesse, ma sono 3. Continuiamo a giocare, vero? Continuiamo a prendere in giro questa gente che si lamenta, che reagisce, che manifesta perché viene continuamente calpestato la propria dignità. Nei giorni scorsi anche l'arcivescovo di Catania, Luigi Renna, aveva provato a rasserenare gli animi, ma neppure le sue parole sono servite per fermare la protesta. L'assemblea sindacale infatti continua sotto la sede di Viale Libertà. Per dovere di cronaca, la Fondazione Oda non è di proprietà dell'arcidiocesi, ma è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto sul quale l'arcivescovo di Catania esercita il potere canonico di vigilanza. E adesso voltiamo decisamente pagina. Domani torna un gol per la solidarietà allo Stadio Massimino di Catania. Attori, cantanti, giornalisti e VIP scenderanno in campo contro il bullismo. Il servizio è di Simona Mazzone.
La 17ª edizione di Un Gol per la Solidarietà è uno degli eventi più attesi dell'anno. Si scende in campo domani mattina allo Stadio Massimino di Catania con un messaggio diretto alle nuove generazioni, una partita contro il bullismo. Sì, il progetto nasce per quello nel 2004, negli anni si è evoluto e ci piace raccontare che è un giusto mix di sport e spettacolo finalizzato a un aspetto sociale, ma anche una bellissima festa per la città di Catania. Tanti volti conosciuti ai VIP che si affronteranno in campo. È un format trasversale, tantissimi gli artisti presenti e gli ospiti presenti in campo e quindi praticamente il risultato sarà che vedremo sugli spalti tantissimi genitori, ragazzi, tante persone che verranno ad assistere a questa grandissima festa per la città di Catania. L'evento vedrà schierate le formazioni della Nazionale Artisti TV e stelle dello sport, delle All Star Sicilia, del Dream Team e della Nazionale Giornalisti. Confermata tra gli altri la presenza attesissima, soprattutto dalle nuove generazioni, del cantante Luke 3, direttamente da Amici di Maria De Filippi. Chi volesse prendere parte all'evento cosa deve fare? Allora, domani mattina dalle 8 in poi saranno aperti i botteghini di Piazza Spedini appunto per poter consentire a chi vive fuori Catania di poter prendere parte all'evento. Quindi ci aspetta una grandissima giornata di sport e spettacolo, stadio pieno e gli ultimi biglietti disponibili sono stati riservati appunto e saranno messi in vendita domani mattina alle 8 presso gli sportelli di Piazza Spedini. Bene, ci fermiamo ancora una volta, fra poco saremo di nuovo insieme, stavolta per parlare di calcio con l'attesa per l'esordio nei play-off del Catania, domenica contro il Giuliano. Siamo alla pagina sportiva, calcio in particolare, iniziata questa mattina la prevendita dei biglietti per assistere a Catania Giuliano di domenica, gara valida per il primo turno dei play-off di Serie C1 che con la quale comincia praticamente la scalata verso la Serie B per tutte le squadre che vi partecipano. Il Catania recupera tutti i giocatori, quindi Toscano avrà la rosa al completo per questo primo spareggio che riguarda per l'appunto la promozione. Sentiamo il servizio. La prima tappa di avvicinamento al playoff di domenica sera al Massimino contro il Giuliano è stata a Cosenza. Ieri lì il Catania ha svolto il suo primo allenamento settimanale, reduce dalla trasferta vittoriosa del giorno prima a Potenza. Una seduta di scarico per chi ha giocato al Viviani, una più intensa, quasi 2 ore per gli altri. Oggi Toscana ha concesso al gruppo il giorno libero, ma la testa è già al match di domenica sera. Il tecnico sostanzialmente avrà tutti a disposizione, rientra Quaini dopo la squalifica, sono già recuperati Beders e Guglielmotti. Sono state inoltre azzerate le diffide di Dini, Jimenez, Guglielmotti e Frisenna, mentre il Giuliano dovrà fare a meno di 2 giocatori squalificati, l'attaccante Padula e il centrocampista Peluso. Intanto è partita oggi la prevendita per la gara di domenica organizzata dalla Lega con il supporto del club rossazzurro. Sino a giovedì è prevista una prelazione per i possessori dell'abbonamento che potranno confermare il proprio posto al Massimino, lo stesso della stagione regolare. Contemporaneamente è partita anche la prevendita libera per i posti non occupati dagli abbonati. Giovedì gli eventuali biglietti lasciati liberi dagli abbonati verranno immessi nel circuito della vendita libera e saranno a disposizione di tutti. I prezzi sono gli stessi del campionato, in totale i biglietti a disposizione sono 19.800, facile prevedere il tutto esaurito per un match atteso da tutta la città. Il Catania ha 2 risultati a disposizione, vittoria o pareggio al 90°. In caso di superamento del turno, il Catania grazie al quinto posto giocherà in casa anche il secondo turno in programma mercoledì 7 maggio, sempre col vantaggio del doppio risultato. Ma intanto occorre pensare al Giuliano. Bene, è tutto, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a tutti voi l'augurio di una buona serata.